Nessun voto 24 ore fa a Roma da parte del Comune di Venezia. Al tavolo c'era il commissario straordinario Vittorio Zappalorto che si è astenuto perché, ha spiegato, la sua non è una figura politica e non poteva quindi rappresentare la volontà della città. La decisione è stata presa, ma a titolo personale, precisa. Personalmente riterrei che nel momento in cui si sottopone una questione talmente rilevante per la città alla valutazione di impatto ambientale non si porti solo un progetto, magari se ne portino 2, 3 o 4 o anche 5. Però da quello che è emerso al tavolo sembrava che ci fosse solo un progetto. Intanto il Comune ha reso immediatamente esecutiva una delibera che lima il capitolo delle spese per il sociale, abbassando da 60 a 25 mila euro il reddito ISEE per l'accesso all'assistenza domiciliare e alle cure familiari. Un taglio che toccherà 100 famiglie veneziane sulle 1200 che usufruiscono del servizio, con un risparmio nel 2014 di circa 300 mila euro che diventerà 1 milione di euro nel 2015. Dal lato dell'insediamento proseguono le limature alle spese correnti del commissario che grazie ai tagli è sostanzialmente riuscito a chiudere il bilancio 2014 e ai dipendenti comunali pronti a bloccare la mostra del cinema e la regata storica. Io capisco la protesta e spero che organizzazioni sindacali e dipendenti prima o poi capiscono che non avevamo alternative. Resta da spada di Damocle del patto di stabilità per cui, precisa, il governo deve al più presto riconoscere la specificità di Venezia. Non è giusto che risorse che sono entrate a Venezia, che sono state date a Venezia quando il patto di stabilità non c'era, adesso vengono considerate ai fini dei vincoli del patto di stabilità. Non è colpa delle amministrazioni passate se c'è stata questa continua difficoltà nel rispetto del patto. Ci sono delle difficoltà obiettive che Venezia ha e devono essere riconosciute.